Benvenuti ad una nuova puntata di Sei a Casa. Oggi parliamo di pensione, perché insomma lo sapete, raggiungere la pensione ai nostri tempi può diventare un vero e proprio percorso ad ostacoli, bisogna evitare errori e forzature. Oggi quindi vi presentiamo il Fondo Pensione Solidarietà Veneto. Ne parliamo con Valeria Bosco, segretario di Confartigianato Imprese Verona, che è in collegamento con noi. Ben ritrovata. Grazie. E con Lorenzo Fioravanzo, operatore territoriale Solidarietà Veneto. Benvenuto Lorenzo. Ciao a tutti. Allora Valeria, insomma davvero un ulteriore servizio che Confartigianato offre con uno sportello dedicato al Fondo Pensionistico Solidarietà Veneto. Sì, naturalmente stiamo partendo da, come sempre, il nostro punto di osservazione, il nostro patronato interno, dove accedono imprenditori e lavoratori nel momento per molti ambito da tutta la vita, cioè quello dell'andare in pensione. Per quanto riguarda gli imprenditori artigiani, ovviamente ci scontriamo col fatto che nella loro vita lavorativa versano un po' meno rispetto ad altre categorie professionali e spesse volte i collaboratori familiari appunto si ritrovano alla fine della loro carriera lavorativa ad aver versato a loro volta non moltissimo e quindi non poter raccogliere quello che si aspettano di poter raccogliere. A fronte di questo abbiamo deciso di istituire stabilmente uno sportello gratuito, informativo e gratuito presso i nostri uffici e presso le nostre sedi territoriali appunto di questo fondo che è il nostro Fondo Solidarietà Veneto, che fa parte della partita bilateralità di cui abbiamo parlato tante altre volte quando parliamo di EBAV, quando parliamo di Sadil Veneto e quando parliamo di Edilcassa, e quindi abbiamo deciso di dargli uno spazio concreto e stabile, anche se adesso il collega Fioravanzo ce lo dirà, il fondo è un fondo radicato, storico e molto affidabile. Io passerei direttamente la parola a lui che come tecnico potrà raccontarci le performance e l'opportunità di questo fondo. Grazie Valeria. Allora Lorenzo, passiamo subito la parola a lei. Ci racconti nel dettaglio questo fondo, di che cosa si tratta? Sì, grazie intanto a Confartigianato di avere questa possibilità, questo sportello dedicato sia ai lavoratori ma anche ai datori di lavoro, e quindi questa possibilità appunto di risparmiare qualche contributo da parte dei lavoratori, perché come ha detto giusto Valeria Bosco, molte volte i lavoratori dell'artigianato vanno in pensione con pensioni molto basse rispetto magari ai colleghi dell'industria, dove hanno magari mediamente stipendi un po' più alti, ma come diceva bene Valeria, molte volte tra collaboratori familiari o quant'altro, a volte versando meno contributi i lavoratori si trovano ad avere quindi meno contributi versati, vuol dire meno pensione in futuro, e quindi magari sono costretti a lavorare più anni rispetto magari ai colleghi che lavorano nelle industrie più grandi. E quindi questo Fondo Pensione Solidarietà Veneto può permettere di risparmiare innanzitutto partire dal TFR, quindi TFR maturando, quindi da quando mi iscrivo posso mettere da parte il mio TFR per tutta la mia carriera lavorativa. Posso anche cambiare lavoro più volte nella mia carriera lavorativa e versare questo TFR, metterlo sempre da parte. Quindi se lo verso per tanti anni avrò, visto che ci sono tantissimi vantaggi fiscali, quindi il TFR pagherò magari un 9% alla fine della mia carriera lavorativa, invece di pagare magari da un 23 in su se lo lascio in azienda. Poi ho anche dei contributi che posso versare io dalla mia busta paga, e anche un piccolo contributo da parte dell'azienda, e quindi riesco a mettermi da parte un bel risparmio che userò quando arriverò alla pensione, quindi arriverò a 60 anni o qualche anno in più, potrò decidere addirittura col fondo pensione di avere questi contributi prima della pensione, oppure se la mia pensione sarà insufficiente avrò una seconda pensione dal fondo pensione. E quindi Lorenzo, se ho capito bene, le modalità di versamento di questo fondo sono tre: il TFR, la possibilità del lavoratore di versare una cifra che deve definire, e poi anche la possibilità di avere un contributo da parte dell'azienda. A quanto ammonta questo contributo? Allora, contributo da parte azienda: se il lavoratore versa almeno l'1% della sua busta paga, il datore di lavoro
deve versare un ulteriore 1%, quindi siamo intorno a cifre molto basse, intorno a 15 euro mensili. Ricordo anche che c'è una bella possibilità, un'iniziativa di Confartigianato nei contratti regionali che ha previsto un contributo obbligatorio da parte delle aziende. Questo è stato fatto in maniera anche nobile da Confartigianato per permettere ai lavoratori di conoscere i fondi pensione, e quindi l'azienda è obbligata a versare un contributo già contrattuale anche se il lavoratore non è iscritto. Quindi per i lavoratori tipo della moda, della chimica o dell'alimentare, sempre artigianato, c'è già un contributo obbligatorio da parte dell'azienda, quindi i lavoratori si trovano già iscritti al nostro fondo pensione e possono scegliere di mettere anche il TFR, un altro 1%, e quindi l'azienda ci mette un altro percentuale dell'1%. Quindi tutte queste somme vanno a mettermi da parte qualcosa di sufficiente per un domani. Senta, e quanto costa questo fondo pensione? I costi sono molto bassi, ricordo che il fondo è nato ancora 31 anni fa. Lo scopo che è nato il fondo è quello di mettere da parte i soldi dei lavoratori, quindi parliamo di soldi che gli servono per la pensione, metterli insieme, creare un soggetto che ha tante somme e quindi andare a contrattare la gestione di questo denaro con la finanza e quindi costare molto poco. È come io andassi in banca con 10.000 euro, mi fanno i costi normali. Se ci vado che ho 1.600 milioni come ha Solidarietà Veneto, i costi si abbassano e quindi il vantaggio va tutto a vantaggio di chi ha risparmiato in questo fondo pensione, e quindi i costi mediamente sono sui 16 euro all'anno, quello che costa al lavoratore, quindi costi molto bassi rispetto ad altre forme di investimento. Ricordo comunque che questa forma di investimento è un risparmio che è diverso dagli altri risparmi, perché questo è un risparmio che userò quando sarò in pensione, quindi è un risparmio proprio finalizzato alla pensione, quindi deve costare molto poco, pochi euro all'anno, e darmi anche rendimenti buoni, perché un domani queste cifre mi servono per quando sarò vecchio e avrò bisogno di fare una vecchiaia sufficiente con un reddito pari a quello che avevo prima quando lavoravo. Certo, quindi il costo è molto contenuto, ma i nostri telespettatori si staranno chiedendo: il fondo può fallire? Allora, una bella domanda la sua. Allora, a differenza dell'INPS, che è un sistema a ripartizione, quindi l'INPS si basa su noi che lavoriamo versiamo i contributi che vengono dati a chi è già in pensione, e i fondi pensione in Italia ma anche in Europa sono fatti a capitalizzazione, quindi ogni lavoratore ha la sua celletta. Io tra l'altro sono anche apicoltore, quindi questa cosa mi piace, ognuno ha la sua celletta dove mette il suo risparmio, e quindi il mio risparmio viene dato a me o eventualmente, se non vengo a mancare, ai miei eredi. Quindi il fondo pensione non può mai fallire, perché praticamente tutti i soldi ci sono investiti, quindi l'unico rischio può essere finanziario, che magari il mercato finanziario non va molto bene, ma diciamo che il fondo pensione anche sotto l'aspetto finanziario è molto controllato e ha dei paletti ben precisi di investimento, e quindi non può mai investire in cose speculative. Quindi diciamo è una cosa sicura, insomma il fondo pensione diciamo più sicura rispetto anche all'INPS, vorrei dire. Vabbè, direi che non è male, anzi, di questi tempi. Senta Lorenzo, siamo quasi in chiusura, ci sono tanti vantaggi fiscali, alcuni li ha già citati, dicevamo quando si versa, ci sono dei vantaggi fiscali sui rendimenti e anche al momento della pensione. Davvero le percentuali sono molto molto interessanti. Ce ne vuole dire una che magari è quella più importante? Sì, allora oltre al contributo azienda, al TFR, che pago meno tasse alla fine, invece di pagare da un 23 pago un 9 alla fine, se ho tanti anni, mi iscrivo da giovane, c'è anche la possibilità di versare dalla nostra busta paga fino ai 5.164 euro all'anno. Questi vanno ad abbattere il nostro reddito imponibile e quindi ad pagare meno tasse. Quindi a me piace pagare le tasse, però se posso in maniera lecita, naturalmente versando nel fondo pensione, risparmiare qualcosina di tasse,
il fondo pensione mi dà la possibilità di risparmiare e anche avere i vantaggi di tasse, quindi di pagare meno IRPEF. E Grazie. quindi mi dà un buon risultato anche per quello. Grazie davvero a Lorenzo Fioravanzo. Grazie a voi. Siamo in chiusura, quindi passo la parola a Valeria Bosco, perché vi ricordo che Confartigianato Imprese Verona ospita uno sportello dedicato al fondo pensionistico Solidarietà Veneto. Valeria. E come diciamo sempre, contattate i nostri uffici, prendete appuntamento. Vorrei aggiungere solo 2 considerazioni a quanto ha detto il collega. Il primo, che ovviamente è il vantaggio fiscale anche per l'imprenditore che decide di versare a questo fondo, e poi che come tutti i fondi collegati al TFR, ovviamente il lavoratore può accedervi nel momento in cui ne ha bisogno per acquisto prima casa, spese mediche, personali o per i familiari a carico, quindi e anche se si sposta in un lavoro in un settore diverso da quello artigiano, ovviamente il fondo liquida i versamenti fatti, quindi nulla viene perduto, questo è importante dirlo. Chiamate i nostri uffici, il nostro front office, i numeri sono sempre quelli, o sul sito internet, prendete appuntamento perché il collega sarà presente stabilmente e gratuitamente nei nostri uffici per dare tutti i dettagli che in 10 minuti non è possibile dare. Grazie. Buon pomeriggio a tutti. Grazie anche a Valeria Bosco, ci fermiamo solo per qualche minuto di pubblicità, tra poco.